Non chiamatelo campo nomadi. L'assessore alla sicurezza di Bassano, Claudio Mazzocco, mette subito in chiaro che quella di Via Pre a San Lazzaro non sarà un'area destinata ad accogliere accampamenti di roulotte, ma solo una famiglia di giostrai impegnati da anni nel mondo dello spettacolo e da anni perfettamente integrati nel tessuto bassanese. È una famiglia bassanese anche di nascita, non sono arrivati da fuori. Col loro lavoro erano stati portati fuori Bassano, adesso intendono risiedere a Bassano e abbiamo dato loro questa opportunità anche perché avevamo l'obbligo di dare questa opportunità. A chi dice ci saranno problemi di sicurezza, lei come risponde? Assolutamente no, anche per noi siamo sempre stati e siamo sempre vigili in qualsiasi punto della città. Dunque l'assessore getta acqua sul fuoco delle polemiche, ma a proposito di acqua c'è più di qualcuno a cui è andata di traverso la spesa sostenuta dal comune per portare lì le utenze appunto di acqua, luce e gas. L'area verrà ripulita, l'acqua è già arrivata, gli scarichi fognari lo stesso, arriverà l'energia elettrica e dopodiché tutto sarà completato. E tengo a precisare che tutte le utenze saranno intestate a chi qui verrà a soggiornare, diciamo così, e si pagherà tutto. E oltre all'area per la roulotte della famiglia bassanese che sosterrà in via Pre, rimarrà disponibile anche buona parte dell'attuale parcheggio per le auto. Le macchine potranno continuare a parcheggiare qui, gli spazi ci sono perché avevamo notato 6, 7, 8 macchine al massimo, il resto è destinato a questi mezzi di questi operatori di spettacoli viaggianti. Abbiamo pensato di non far degradare l'area, per cui abbiamo portato i servizi che erano necessari.